Una bussola che punta dritta all'obiettivo di un Veneto carbon free entro il 2030. Legambiente ha riunito esponenti di tutti i partiti pronti a correre alle prossime regionali per presentare un documento che racchiude le 10 priorità per il futuro. Noi chiediamo che sia decarbonizzato il più possibile, rispettando gli obiettivi nazionali e europei, che ci chiedono anche di anticipare il 2040 in discussione in queste settimane anche a livello europeo, perché c'è una necessità che è quella della crisi climatica e ambientale che stiamo vivendo, che ha bisogno di azioni concrete e quindi siamo qui oggi per presentare il nostro documento che vuole essere una bussola, un'indicazione di proposte e di azioni da mettere in campo, perché serve agire, serve farlo in fretta, la crisi climatica non ci aspetta. Bussola è il nome scelto perché si tratta di un indirizzo preciso di azione e non di semplici slogan: adattamento e mitigazione ambientale, transizione energetica verso fonti rinnovabili, mobilità sostenibile, riduzione dei rifiuti, lotta all'inquinamento e una nuova legge che fermi il consumo del suolo nella nostra regione. Quella del suolo è uno degli elementi che ci preoccupa rispetto ai dati che fanno emergere un preoccupante aumento del consumo del suolo e quindi chiediamo una legge nuova di governo del territorio regionale che ha bisogno di ragionare su come arginare quello che è un problema che provoca poi attraverso la impermeabilizzazione del territorio quelle che sono le alluvioni, le inondazioni che tutti conosciamo. A Padova i partiti sono stati concordi a definire il tema ambientale come prepolitico che deve unire al di là degli schieramenti. La regione parte da un recente miglioramento della qualità dell'aria, ma molto si deve ancora fare. Le prossime elezioni in un contesto di grande cambiamento sono il momento ideale per dare una spinta per affrontare una nuova sfida climatica globale. Siamo una grande esperienza anche per quanto riguarda la qualità dell'aria perché rispetto alle altre regioni stiamo migliorando. Quello che noi mettiamo a fuoco è che il fatto che lo facciamo troppo lentamente, non dipende solo dalle politiche regionali, certo, dipende anche da quelle nazionali e europee, però serve un cambio di marcia per dimostrare che questa regione può essere leader sugli aspetti ambientali e climatici.